Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Condanna a 30 anni di carcere per Paolo Di Profio, l'uomo che nel gennaio 2016 uccise la cognata Annalisa Giordanelli a Cetraro. La richiesta formulata dal pubblico ministero in corte d'assise a Cosenza. Gli ispettori del Consiglio Superiore della Magistratura al Tribunale di Vibo, 2 giorni per vagliare le criticità dopo le segnalazioni giunte al CSM. Il Consiglio regionale ha approvato la modifica dell'Autorità regionale dei trasporti, organismo senza il quale la Calabria rischiava di perdere 20 milioni dal Fondo nazionale. La Costituzione è ancora molto attuale, così il Presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi oggi all'unica per i 70 anni della Carta Costituzionale. Un giovane magrebino salvato dagli agenti della Polizia Penitenziaria a Catanzaro, il ragazzo si era dato fuoco dopo essersi cosparso di liquido infiammabile. Il premio Don Italo Calabrò coinvolge tutte le scuole calabresi, iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio regionale. Buonasera dalla redazione TG10, tanta cronaca nel nostro telegiornale. Cominciamo dalla richiesta di condanna per Paolo Di Profio, l'uomo che nel 2016 uccise la cognata Annalisa Giordanelli a Cetraro. Vediamo. 30 anni di carcere è la pena richiesta oggi in corte d'assise a Cosenza dal pubblico ministero Cerchiara per Paolo Di Profio, reo confesso dell'omicidio della cognata Annalisa Giordanelli, avvenuto nel gennaio 2016. L'infermiere 48enne tolse la vita al medico di Cetraro colpendola più volte con una spranga di ferro al capo mentre faceva jogging a poca distanza dalla propria abitazione. Nel febbraio 2017 la Corte d'Assise aveva accolto la richiesta di giudizio abbreviato. Per gli inquirenti il quadro indiziario fu chiaro da subito, anche grazie alla stessa confessione compiuta da Di Profio, che rivelò di aver agito in un momento di follia perché riteneva la cognata la causa della fine del suo matrimonio. Imputava al medico di aver avuto un'influenza nella decisione della sorella di separarsi dal marito. Il risentimento sarebbe poi diventato odio profondo, portando il Di Profio ad aggredire la Giordanelli, uccidendola con l'arnese in ferro. La Corte ha fissato 2 udienze ulteriori, in cui discuteranno le parti civili e la difesa. Nell'ultima udienza è prevista la sentenza. Gli ispettori del Consiglio Superiore della Magistratura al Tribunale di Vibo, 2 giorni per vagliare i punti critici dopo le segnalazioni giunte al CSM. Vediamo. La prima commissione del Consiglio Superiore della Magistratura è arrivata nel Palazzo di Giustizia di Vibo Valentia. Si tratta della commissione che si occupa delle incompatibilità dei magistrati a seguito di rapporti, esposti, ricorsi ed udienze. La commissione è presieduta da Antonio Leone, con vicepresidente Massimo Forciniti, e componenti Paola Balducci, Rosario Spina, Fabio Napoleone e Lucio Schettino. Sulla visita vige il più stretto riservo, ma è evidente che all'attenzione dell'organo di autogoverno della magistratura non sono sfuggiti alcuni recenti casi che hanno avuto per protagonisti giudici di primo piano che operano nel Palazzo di Giustizia vibonese. Lo scorso 1 dicembre, infatti, al termine di un'udienza del processo nato dall'operazione denominata Purgatorio, il presidente del collegio, Alberto Filardo, aveva pubblicamente letto un'ordinanza con la quale veniva bacchettata, se così si può dire, la presidente della sezione penale Lucia Monaco per la fissazione di alcuni dibattimenti. L'11 gennaio scorso, invece, l'avvocato Francesco Gambardella, difensore di Francesco Murano, imputato per reati concernenti gli stupefacenti, aveva sollevato dinanzi al GUP del Tribunale di Vibo Valentia il legittimo sospetto, chiedendo lo spostamento del procedimento ad altra sede in quanto il suo assistito è figlio del giudice Lucia Monaco. Sulla richiesta di rimissione dovrà ora pronunciarsi la Cassazione. Non viene escluso comunque che la visita dei componenti della prima commissione del CSM, che si fermeranno a Vibo Valentia anche nella giornata di domani, possa tuttavia essere la conseguenza di ulteriori vicende al momento non rese pubbliche. Anche per questo, a sfilare sin dal primo istante sono pure i massimi vertici della magistratura in regione, compreso ad esempio il procuratore generale della Corte d'Appello di Catanzaro, Otello Lupacchini. Procuratore, quanto è importante questa giornata? Non lo so, non ne ho idea, è la prima volta che vengo qui. Arriva la condanna per medici e dirigenti dell'azienda ospedaliera di Cosenza che avrebbero cagionato il decesso di Cesare Ruffolo per la circolazione di sacche di plasma infette. Il Tribunale Penale di Cosenza, in composizione collegiale, ha ritenuto responsabili medici e dirigenti dell'azienda ospedaliera di Cosenza che avrebbero cagionato prima la superinfezione di Francesco Salvo e poi il decesso di Cesare Ruffolo per la circolazione di sacche di plasma infette e non controllate.
Dopo un lungo processo che ha preso il via dopo il decesso di Cesare Ruffolo, nel quale hanno sfilato centinaia di testimoni e consulenti tecnici, il Tribunale ha ritenuto colpevoli i soggetti di omissioni in atti di ufficio, somministrazione di medicinali imperfetti, lesioni, omicidio colposo e morte in conseguenza di altro reato doloso, per aver materializzato le criticità da tempo manifestate dall'audit nella regione Calabria e mai risolte per oltre 2 anni fino al decesso del paziente che aveva fatto ricorso alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Cosenza. Secondo i magistrati del Tribunale Bruzio, il decesso e l'infezione del superstite Francesco Salvo, paziente risarcito dall'ospedale di Cosenza, sono state cagionate dalle condotte illegittime degli imputati. Il Tribunale Civile di Catanzaro ha disposto un risarcimento da 234.000 euro in favore di una persona che aveva subito danni a causa di un'emotrasfusione cui si era sottoposto, pensate, nel 1971 nell'ospedale di Vibo Valentia. L'uomo aveva citato in giudizio nel 2010, quasi 40 anni dopo l'emotrasfusione in cui si era sottoposto, il Ministero della Salute e l'azienda sanitaria provinciale di Vibo, che adesso, in base a quanto stabilito dal Tribunale, dovranno liquidargli il risarcimento. Parliamo invece della Costituzione, che è un testo ancora molto attuale, quanto è stato affermato questa mattina all'Unical dal Presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi. Ci sono state le celebrazioni anche a Cosenza per i 70 anni della Carta. La Corte Costituzionale e gli italiani un rapporto distaccato, almeno fino a 2 anni fa, quando, in occasione del 60° anniversario dell'entrata in funzione della Suprema Corte, era il 1956, si è deciso di aprire virtualmente le porte del palazzo sito in Piazza del Quirinale a Roma e far conoscere meglio la suprema istituzione di garanzia costituzionale. Non a caso il suo presidente, Paolo Grossi, anche questa mattina, nel corso di un incontro nell'Aula Magna dell'Università della Calabria, ha detto che il Palazzo della Consulta non è un castello murato, ma ha tante porte e finestre aperte verso l'esterno. I giudici, ha aggiunto, si stanno disseminando in tutta Italia con l'obiettivo di far comprendere soprattutto ai giovani compiti e funzioni della Suprema Corte. La Lectio Magistralis del Presidente Grossi sul tema la Costituzione sociale dopo 70 anni rientra nell'ambito delle iniziative promosse a Cosenza per non dimenticare il compleanno della nostra Carta Costituzionale che, ha aggiunto Grossi, conosciamo ancora troppo poco e se non la conosciamo non siamo tenuti ad amarla. La Costituzione, invece, ha concluso, va conosciuta perché è un presidio per ogni cittadino italiano, tanto più per un giovane. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca, vediamo. E di 16 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla statale 280 dei Due Mari nei pressi di Marcellinara, lo scontro tra un autocarro e un minibus con all'interno diversi cittadini extracomunitari. I mezzi procedevano entrambi in direzione di Catanzaro, sul luogo del tamponamento anche l'elisoccorso. Rogo nel campo rom di Scordovillo alla Mezzia Terme, l'incendio ha interessato pneumatici e rifiuti di vario genere. Rogo, l'ennesimo verificatosi nell'area, ha causato un fumo nero e denso che ha provocato disagio al vicino ospedale e alle abitazioni della zona. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri. Maltrattava la sua compagna che ha solo 15 anni. Un cittadino romeno è stato arrestato dagli agenti della questura di Cosenza. Si tratta di un 22enne accusato di maltrattamenti in famiglia, percosse, ingiurie e soppressione di stato civile. Dalle indagini coordinate dalla procura di Cosenza è emerso che il giovane avrebbe più volte colpito al volto la sua giovanissima compagna. Avrebbe inoltre sottratto alla giovanissima anche la figlia neonata, non registrandola all'anagrafe. La ragazza aveva chiesto e ottenuto di rifugiarsi in una casa famiglia, ma poi, ricattata attraverso la figlia neonata, era stata costretta a tornare dal compagno violento. 4,5 kg di marijuana nascosta nella stalla. Un 22enne è stato arrestato dai carabinieri a Briatico nel Vibonese. Nella sua abitazione i militari hanno trovato del materiale e macchinari necessari per pesare e confezionare dosi di stupefacenti. Gli investigatori hanno quindi setacciato anche i terreni agricoli dove il ragazzo possiede una piccola scuderia di cavalli. È qui che sono stati ritrovati 2 fusti in plastica e un barattolo in vetro con dentro un totale di 4,5 kg di marijuana essiccata e confezionata in pacchi messi sotto vuoto e pronti per la vendita. È stato salvato dagli agenti di polizia penitenziaria un giovane magrebino che ha tentato il suicidio nel carcere di Catanzaro. Non si conoscono i motivi che hanno indotto il giovane a tentare l'estremo gesto.
Dietro le sbarre nel carcere di Catanzaro la tragedia è stata evitata solo grazie all'intervento della polizia penitenziaria, solo un attimo fugace che ha permesso di salvare la vita a un giovane detenuto di origine magrebina. Il ragazzo ha tentato il suicidio dandosi fuoco dopo essersi cosparso di liquido infiammabile. Gli agenti, rischiando di ferirsi, appena si sono resi conto di quanto stava accadendo, sono riusciti a togliere i vestiti al giovane, scongiurando che lo stesso potesse procurarsi ustioni. Non si conoscono i motivi che hanno indotto il detenuto a compiere un gesto così drammatico. Da quello che trapela però il ragazzo già in passato si era reso responsabile di atti simili. Il sindacato della polizia penitenziaria, il SAP, attraverso il segretario regionale aggiunto Giovanni Battista Durante e il segretario nazionale Damiano Bellucci, in una nota fanno sapere che ogni anno la polizia penitenziaria salva la vita in carcere a oltre 1000 detenuti che tentano di suicidarsi. Va ricordato che nelle scorse settimane la Regione Calabria all'unanimità ha dato il via libera per l'istituzione del garante dei detenuti, una figura mancante sul territorio e auspicata dalle stesse case circondariali che si trovano a gestire spesso strutture sovraffollate con conseguenti disagi per i detenuti. 2.000 euro il bottino della rapina compiuta in un ufficio postale di Gioiosa Ionica, vediamo. Solo tanta paura, ma sono sembrati un'eternità i minuti trascorsi in balia di due malviventi che questa mattina hanno fatto irruzione all'interno dell'ufficio postale di Marina di Gioiosa Ionica. Lo vedete in queste immagini che l'operatore ha effettuato con non poche difficoltà. Primo del mese, giorno di pagamento delle pensioni. Tutto comincia poco dopo l'orario di apertura. I due rapinatori, utilizzando una leva, forzano dal retro la porta antipanico ed entrano nell'area sportelli, di fronte ai quali sono già in attesa molti clienti. Il rumore della porta forzata fa pensare a colpi d'arma da fuoco ed è per questo che i dipendenti d'istinto si buttano a terra. I malviventi urlano ordini brevi e secchi e cercano naturalmente i soldi. Puntano principalmente al denaro che serve per pagare le pensioni, ma gli va male. I soldi sono al sicuro in una cassaforte inattaccabile. Un imprevisto che potrebbe diventare pericolo. Quale reazione potrebbero avere, infatti? I dipendenti allo sportello intanto riescono a sgattaiolare fuori dall'area presidiata dai rapinatori e a raggiungere i clienti, insieme ai quali guadagnano l'uscita. Ma la paura rimane. All'interno nei loro uffici ci sono il direttore e un altro dipendente, si teme per loro. Passano i minuti e l'angoscia aumenta. Poi, per fortuna, tutto svanisce quando i banditi, capendo che il colpo è fallito, abbandonano il campo. Ancora cronaca, ritrovamento di armi in casa di una sessantenne, vediamo. Pistole, revolver, una carabina e diverso quantitativo di munizioni, quello rinvenuto dagli agenti del commissariato di polizia di Palmi guidati dal dirigente Francesco Muraca. L'operazione, che rientrava nell'ambito del piano di azione Focus 'Ndrangheta, ha visto impegnato personale della squadra mobile di Reggio Calabria e del commissariato di polizia di Palmi e ha portato all'arresto in flagranza dei reati di detenzione illegale di munizioni ed armi clandestine e di furto aggravato di energia elettrica di una donna di 60 anni di Sant'Eufemia d'Aspromonte. La Polizia di Stato ha effettuato 6 perquisizioni domiciliari finalizzate alla ricerca di armi, munizioni e materiale esplodente illegalmente detenuto, uno delle quali nell'abitazione della donna. La perquisizione dell'appartamento ha dato esito negativo, tuttavia in 2 cantine nella disponibilità dell'arrestata sono state rinvenute e sequestrate 2 pistole di cui una con matricola a brasa, un revolver, una carabina con matricola a brasa, vari caricatori di cui uno per fucile d'assalto e centinaia di munizioni di vario calibro. Tutto il materiale, hanno riferito gli inquirenti, era detenuto illegalmente e durante la perquisizione è stato anche richiesto l'intervento di personale dell'Enel che ha constatato che il contatore della luce installato all'interno dell'abitazione era allacciato in maniera abusiva alla rete elettrica. A conclusione delle formalità di rito, in ottemperanza alle disposizioni della Procura della Repubblica di Palmi, la donna è stata ristretta agli arresti domiciliari. Approvata dal Consiglio regionale la proposta di legge che modifica le modalità di funzionamento dell'autorità regionale dei trasporti. L'ART-CAL avrà il compito di avviare la riforma del trasporto pubblico locale. Sentiamo.
Un'ora e mezza di dibattito in Consiglio regionale, poi l'approvazione della proposta di legge che modifica le modalità di funzionamento dell'autorità regionale di trasporti, il cui acronimo è ARTCAL, istituita 2 anni fa. Il provvedimento prevede lo stanziamento di circa 600.000 euro per l'attività e l'organizzazione dell'autorità dei trasporti, stabilendo anche le indennità per il presidente, vicepresidente e direttore dell'ente, oltre 320.000 euro complessivi l'anno, e nuove regole per quanto concerne il personale. La proposta di legge, illustrata in aula dall'assessore Roberto Musmano, l'assessore ai trasporti, che ha detto ARTCAL è un ente di governo del trasporto pubblico locale, quindi non è un ente con fini di profitto. La sua istituzione, ha sottolineato, è un obbligo di legge. Con questa autorità, concluso, segniamo un serio avvio della riforma del trasporto pubblico locale, che è cambiamento con il quale dobbiamo assolutamente misurarci. Questa legge, ha ribadito infine, serve alla riorganizzazione dell'autorità, fondamentale perché altrimenti si rischia di perdere 20 milioni del Fondo nazionale se entro fine anno non pubblichiamo il bando sui servizi. Speriamo, visto il notevole impiego di risorse, che l'ARTCAL rivoluzioni il trasporto pubblico locale in una regione che è ferma sul fronte dei servizi, ormai non adeguati alle mutate esigenze dei calabresi. Si allarga alle scuole dell'intera Calabria il premio dedicato a Don Italo Calabrò, istituito 3 anni fa dalla Presidenza del Consiglio regionale. Monsignor Bertolone, Don Italo, un esempio per i giovani. Sentiamo. 3 anni fa fu istituito dalla Presidenza del Consiglio regionale il premio dedicato a Don Italo Calabrò, sacerdote reggino scomparso nel 1990, che dedicò la sua vita interamente al servizio e alla carità verso chiunque avesse bisogno, soprattutto i più poveri. Un concorso che quest'anno si allarga alle scuole dell'intera Calabria con il coinvolgimento della Conferenza Episcopale Calabra. A Palazzo Campanella la presentazione della 3ª edizione del premio. Al tavolo dei relatori anche 2 stretti collaboratori di Don Italo Calabrò, che con lui hanno portato avanti la missione di aiuto verso gli ultimi: Mimmo Nasone della piccola opera Papa Giovanni XXIII e Mario Nasone del Centro Agape di Reggio Calabria. Il concorso consiste nella predisposizione di un elaborato progettuale sugli episodi che hanno caratterizzato la vita di Don Italo, che fu uno straordinario educatore. Don Italo Calabrò viene proposto perché lo è, un modello di vita coerente tra il suo essere presbitero, il suo essere uomo, il suo essere incarnato in questa terra di Calabria. E quando una persona è coerente tra quello che pensa, quello che dice e quello che fa, senza accorgersene diventa un modello di vita per gli altri. Il fatto che venga proposto come un modello a tutta la Calabria, in tutte le scuole, perché i giovani degli ultimi anni delle scuole superiori di 2° grado lo conoscano, scrivano e concorrano a questo concorso organizzato dalla Regione, è una cosa molto positiva e molto bella. Sicuramente immetterà nell'animo di tanti giovani il desiderio di operare bene come ha operato lui. Il calcio, adesso siamo a febbraio è il mese della partenza di un nuovo campionato, si dice, dopo il mercato di gennaio, e allora l'Inter contro il Crotone potrebbe già schierare Rafinha, che comunque non ha i 90 minuti nelle gambe, e Crotone invece con Zenga impegnato a mixare i nuovi e vecchi per rendere al meglio. Per quanto riguarda la formazione, recupera Stojan, il tecnico ex nero-azzurro, e Sampirisi è l'unico assente. Scendiamo in Serie C e vediamo un quadro quasi completo di tutti i movimenti, o almeno quelli principali delle squadre calabresi. Per esperti e osservatori è stato un mercato vivace. Le squadre calabresi di Serie C non hanno stravolto la propria fisionomia, tentando di colmare lacune, correggere gli errori, adeguare l'organico alle sopraggiunte esigenze tattiche e in qualche caso aumentare il proprio potenziale. Tra i colpi più importanti del mercato di gennaio viene inserito l'ingaggio di Leonardo Perez, dall'Ascoli al Cosenza di Piero Braglia, che ha accolto anche il giovane Okereke, promessa dello Spezia, il centrale difensivo Camigliano dal Cittadella, l'esterno Ramos in prestito dal Parma e il portiere Kristaps Zommers. In uscita Perina e Mendicino, in prestito rispettivamente a San Benedettese e Monza, Caccavallo, finito al Catania, via Venezia, Statella, salito in B con la Ternana e Paride Pinna, ceduto alla Casertana. Si chiude anche l'esperienza del rossoblù di Liguori, che approda alla fila di Sandria.
Sepe e De Giorgi sono stati i primi colpi del Catanzaro, che ha inserito nell'organico a disposizione degli Ionigi anche l'attaccante ex Casertana e Matera Corrado, il difensore Cason e Valotti, giunto ai minuti finali del mercato dalla Virtus Francavilla. Hanno lasciato il giallorosso Marchetti e Benedetti, il giovane imperiale acquistato dall'Empoli, la punta Anastasi trasferito alla Virtus Francavilla e Icardi che è diventato un calciatore della Virtus Entella. Non molto numerosi, come annunciato, i movimenti del Rende, che saluta il ritorno della punta Ferreira dalla Sicula Leonzio e l'arrivo del difensore classe 98 Giuseppe Cuomo del Crotone. C'è anche il portiere Polverino della Juve Stabia, che colma il vuoto lasciato da Francesco Forte in prestito dalla Casertana. Tornano al Milan per essere girati altrove i fratelli Modic. Cambia pelle la regina che ritrova Castiglia in prestito dalla Triestina, per lui anche la fascia di capitano, l'esterno armeno, stessa formula, dal Novara, centrocampista provenzano proveniente dal Cuneo, i giovani Arras, Franchi, Azosmanovic e Samb. Ceduto al Perugia l'attaccante bianchimano che resta in Amaranto fino a giugno, mentre De Francesco sale subito in B con lo Spezia. Si chiude la telenovela Porcino, l'esterno reggino va a Catania, ma a fine stagione dovrebbe vestire il grigio e rosso della Cremonese. Gli Amaranto dicono addio anche a Di Filippo, Solerio e Maesano. Vediamo al meteo per le prossime ore. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. Siamo ormai al termine di questa fase di tempo stabile che sta interessando da diversi giorni la nostra regione. Nelle prossime ore, infatti, l'ingresso sull'Italia di una perturbazione pilotata da una vasta area di bassa pressione presente sulla Scandinavia causerà un moderato peggioramento che dapprima interesserà parte del nord Italia e i versanti tirrenici del centro Italia, accompagnato anche da area più fredda di origine artica che favorirà un deciso calo delle temperature. Nella giornata di venerdì anche la Calabria inizierà ad avvertire gli effetti di tale perturbazione con le prime piogge. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Venerdì sui versanti tirrenici nubi sparse con piogge intermittenti, ma non si escludono durante la giornata ampie schiarite. Sui litorali ionici cieli parzialmente nuvolosi con possibili fenomeni. Temperature in ulteriore lieve rialzo. E adesso diamo il consueto sguardo a mari e venti. Venerdì mari generalmente molto mossi ad esclusione del Golfo di Sant'Eufemia e di Corigliano, che risulteranno mossi con venti che spireranno moderati dai quadranti meridionali. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.